Ragazzi, oggi siamo in un nuovo video. Oggi come al solito porteremo Minecraft. Scusate se stavo un po' laggando. Aspettate. Ecco, no, è scritto. No! Cosa ho fatto? Oddio, 4,4 mB mi si sono occupati grazie a questo mondo che ho usato. Non ci credo. Ragazzi, io sono tilt, praticamente sono tilt di memoria, non la spendo la memoria sul telefono. E comunque ragazzi, possiamo anche andare come si aspetta. Ah sì, comunque poso un po' di cose sulla chest perché si può vedere. Anzi, domani, non domani, perché domani su Minecraft. Capito? Domani su Minecraft cercherò un altro bioma. Dunque mettiamo un po' le cose tutte a posto. Nera. L'accerino, vabbè, mi servirà per darmi fuoco. No, dai, scherzavo. Allora, la carne marcia, dove è finita tutta quella carne marcia che c'avevo io? Spiegation? No, perché? Non è che ce l'ho qua e non l'ho vista? Ah, ecco dove. Vabbè. Ormai sono pigro. Poi cosa possiamo mettere ancora? La farina d'ossa mi servirà però in futuro. Comunque, vabbè, mettiamo a cucinare qua. Mangiare. Ah, ecco. Perché tra poco si faccia pure notte. Cioè, ma dai, quando faccio le farm non c'è neanche una mucca che si fa vedere. Mentre quando non le faccio si fanno vedere tutte le pecore. Guarda, sono qua. C'era una pecora. C'era una pecora. Ah, guarda, bravo. Non devi esistere. Allora, sì, non è che sembra notte. Proverò ad andare un attimo, intanto uccido questo maiale. Muori, ho detto muori. Ecco, bravo. Zucca. Ah, piove anche nel deserto, bene. Allora, vai. Oh, vedi come fa a piovere nel deserto? In tutte le versioni non ha piovuto nel deserto. Ecco, vedete, nel deserto è abbastanza bello, invece qua fa schifo. Andiamo nel... Non c'ero mai andato, l'avevo costruito. Ci avevo preso lo stesso. Che schifezza è questo? No, dai. No, vabbè, che posso dire? Ragazzi, ho fatto un piccone di diamante inutilmente. Vabbè, servirà qualcosa. Servirà qualcosa che adesso non so. Oh, ok, va bene. Ciao. Tu prima vedere, non l'ho mai visto. Cavolo della Madonna. Perché sono così?
Perché sono così scema a giocare a Minecraft? Perché? Spiegatemelo. Nessuno me lo può spiegare? No? Vabbè, ho visto che siete solo voi due. Non vedo altri, perché non uccidermi? Da dove? Da dove voi? Da dove? Muori. La madonna, quanto fanno male. Ehi, ma non facciamo così male. Madonna, no, scappo. Qua ci muoio male. Ma stiamo scherzando? Sì, vabbè, intanto mi sbuca un pigman da dietro che mi fa. Che uccide proprio con... Prendo un attimo questo, poi scappo, ma che... Ma avete visto quanto è aggressivo quel roba lì? Sì, ma giuro che l'ultima versione in cui avevo giocato, a parte questa, i pigmen zombie erano più pacifici, non facciamo tutto sto danno. Ma adesso che è? Un Blade forte come i Blades? Che è? Sì, ovviamente deve ancora piovere. Aspetta. Non sto capendo. Anzi no ragazzi, un attimo. Sembra che mi sono appena perso. No, sì, devo ancora mangiare. Mangiare. Giuro non mi ricordavo neanche così. Ecco, brava. Devi morire. Malissimo. Ok, credo di aver lasciato dell'oro qua. Dell'oro. Intanto... Cosa? Non sono ancora cotto. Siamo seri? Vabbè. Robe. Credo di aver lasciato dell'oro qua, tipo no. Dai, però mi ricordo di averlo lasciato. No. Dove? Vabbè, allora facciamo... No, aspetta. Quanto ce ne si può fare? No, 8 non se ne possono fare. 8 no. Però dai, abbastanza ce ne... Avete capito cosa intendevo dire, no? Ce ne si può fare. Beh. C'ho delle mele? Non c'ho neanche quello. Quanto sono messo male, ragazzi. Sono messo più che male. Sono messo più che malissimo, anzi. Vabbè, di una pepita d'oro che me ne faccio? Neanche le pepite d'oro non ce l'ho. 0. Vabbè, che posso dire? Si è cotto tutto. Se cosa mangio crudo. Vabbè. Ma da quando sono così povero? Ah, vediamo un po' la nostra farm. Ah, devo anche piantare. Se no non si va avanti. Non lo so perché ogni giorno di più vedo sempre meno villager. Io non li uccido. Non sono un nabbo che li uccide. Ciao Bla. C'ho delle ossa? No, li ho fatti infarinata ossa. No, non ti faccio male, io raccoglio il grano. Glano. Ecco, domani io sarò già al mare per 2 settimane. Farò un video, quindi
farò meno video. Sì? Aspettate. Ma che vuoi? Poveri, cosa ti ha fatto? Cosa ti ha fatto? No, però il brutto è che i cani piccoli sono come i baby zombie. Se picchi un cane normale, bello grande, lui può anche affrontarlo perché è più lento, mentre quando è piccolo, se lo picchi, devi morire o muori, come dire, perché sono troppo forti. Ecco, ti addomestico. Le vere piccoline, carinissime. Sì? Mhm. Oh, bravo! Cusciolino di mamma. Oh, dove stai andando? Sì. Alzati. Voglio, alzati. Perché non c'è il collare? Oh, perché non ce l'hai? Perché Puccino. Vieni, oh, vieni. Vieni che dobbiamo combattere. Ti pigli una pecora e uccidila. Malissimo. Ecco, bravo, insegui. Ecco, vedi quel pollo? Ecco, uccidilo malamente. No, dai, scherzavo. Pollino, che carino. Non già il mio cagnolino, guarda. Serve uno scheletro. Serve uno scheletro. Sì, ragazzo, serve. No, sì, che io devo pigliare. Oh, meno male che non si è rotto perché... aspetta, come si faceva le tag? Non le tag. Avete capito? Sì, si doveva fare qualcosa con l'incudine così. Però non mi ricordo più come si facevano. Vabbè, ti chiamerò così. Baby Wolfie. Wolfie, baby. Chiamiamolo Wolfie già che ci siamo. Ecco, vedi. Ma guarda quanto sei veloce, la Madonna. Punzecchia, morti. È piccolissimo, che sembra appena nato. Lui in due mozzicate ha fatto fuori una pecora. Cioè con 2 morsi da piccolo, piccolissimo, fa tutto questo danno. Ehi, vieni. Io, vieni. Sì, tra poco dovremo anche cambiare bioma. Cosa volevo fare? Nulla. Ah sì, volevo fare qualcosa, tipo questo. Ma perché? Ok. No ragazzi, alla fine non cambierò bioma. Non lo cambierò. C'ho il mio cagnolino perfettino. Il brutto è che c'ho anche già un... Ah, ecco. Cane. Vieni qui. Baby Wolfie. Wolfie. Ecco, sta via. Ma quanto è bravo. Bravissimo. Amico. No, però qua abbiamo i villaggi. Dovremo rimanere un altro po'. Lo so che avevo promesso domani, però... lo sapete, a volte... No, a volte, sempre. Non prometto, non faccio mai le promesse. Allora, intanto i villager dove sono? Però è bello che guarda qua quanto c'ho. C'ho migliaia di risorse. Io non li uccisi, non li ho uccisi, giuro. Però, vabbè.
sono rinchiusi in casa. Ehi. Oh, però le mele servono tantissimo. Ah, intanto posiamo tutto anche qua. Lana. Allora sì. No, allora, oh, ci sei? Vabbè. Tu stai là? Aspettati là. Mhm. Ma cosa posso lasciare ancora qua? Nulla. Sono messo bene. Così. Ok, ragazzi. Si parte. Sì, amico. Se anneghi. No, dai, non annegare. Ho sprecato 2 ossa per... Ho sprecato 2 ossa per addomesticarti. Oh, vieni. Vabbè, ti lascio annegare, va. Cosa? I cani si teletrasportano. Anzi, ragazzi, fermo un attimo il video e cucino un po' la carne, che non voglio sprecare neanche così tanta memoria. Ragazzi, siamo ritornati. E dopo un lungo stop ho visto un bel paesaggio e mi sono detto wow, c'è un campo abbastanza libero qua. Però aspetta, vediamo. Sì, qua c'è una... ragazzi, guardate, questo cane neanche mi servirà così tanto, perché con 2 colpi di zombie muore. Cioè ragazzi, guardate che distesa enorme posso fare di coltivazione. Raga. Comunque per questo video è tutto e alla prossima. Ciao.